Nel mondo artistico, nella pittura in particolare, al talento dell'autore deve associarsi l'interesse del mercante. Il fruitore finale si compiacerà nel possedere un oggetto che nel tempo cresce di valore per una curiosa alchimia cui la politica non è estranea. Essere invitati o meno alla Biennale veneziana non è la sorte a determinarlo, bensì un presidente assistito da un comitato affiancato da suggeritori agguerriti nel cercare visibilità ai pittori, a loro prediletti, magari su cui hanno investito. Noi, ignorando simili costumi, all'affare preferiamo il diletto e se nel narrare centrassimo l'obiettivo, con umiltà ci scusiamo per la nostra mancanza di ignoranza. Tema. Chi tra i tanti pittori del Novecento può reggere il testimone della grande pittura veneziana dal 400 al 700? Il canone veneziano, noto a qualsiasi abbia aperto, seppur distrattamente, un libro di storia dell'arte, è il colorismo, contrapposto al disegno toscano. Confrontando due campioni degli opposti mari italici, Giorgione nella Tempesta e Botticelli in uno qualsiasi dei 4 episodi di Nastagio degli Onesti, di entrambi spiegare il significato ci devierebbe dallo scopo. Allargando l'immagine di un personaggio si apprezza quanto gli accademici hanno da secoli affermato. Noi di massima concordiamo. Una caratteristica che accomuna i veneziani ai toscani è che mai tentarono di imitare pittori d'oltralpe, né colsero l'utilità dell'olio dai Paesi Bassi. Apprezzarono Dürer e pochi altri dopo il loro bagno nel mare magnum dell'arte italiana. Per cui, nella disamina dei candidati del Novecento, terremo conto di questi fattori. Gli uni e gli altri ebbero grandi mecenati, principi, re, papi, a sostenerli non per specular sul prezzo, bensì per esibire opere eccellenti, quasi fossero un segno della loro civiltà. Escluderemo quindi coloro che han prodotto in modo seriale, in cambio di assegni dello stesso spessore estetico. Tra i noti segnalati dai cataloghi vedremo San Tommaso, Vedova, Guidi, Pizzinato. Tra gli esclusi Polato e il contemporaneo Beghini. E la cosa ci sorprende. San Tommaso, dalla realtà di cose semplici, passa a lacerazioni e conclude con l'astratto ammiccante al figurativo. Un percorso zigzagante, insomma, non è un gigante. Nelle cose semplici c'è la confusione del rigattiere, nell'astratto un Kandinsky sorretto da linee schizzate da Miró. Veneziano doc, Emilio Vedova finisce con il voler far l'americano, in cerca di recondite armonie e profondità di campo in bianco e nero. Nell'ingarbuglio astratto il colore lo fa sparire. Sappiamo che usò nell'astrazione anche il colore con intrusioni di zampate nero fumo, caro a chi lo vuol acquistare. Guidi è un profugo romano che nello sfumato pastellato
troverà fama e danaro. Ne proponiamo alcuni della poetica spazialità, un qualcosa che avrebbe a che fare con la luce e lo spazio, a parere di taluni critici, tratto essenziale della sua pittura. Esiste in pittura qualcosa che non includa luce e spazio? Persino nella provocatoria ed ilare tela tagliata di Fontana, più performance che pittura, riscontriamo i due elementi. Tornando al punto che lamentiamo, qualcuno avverte una differenza significativa tra queste due opere, oltre la dimensione e quindi il prezzo? Ne fece così tanti, tutti simili, che per pudore non li numerò. Insomma, per noi sono titoli di credito incorniciati ed appesi. Giorgione, uomo gentile, si esprimerebbe con maggior veemenza della nostra. Pizzinato, nel suo linguaggio dinamico, ritroviamo il tintoretto nei colori, la città riflessa e nella geometria delle vele quelle della Serenissima. Tuttavia, la sua conversione al realismo socialista ci insospettisce una adesione estetica in senso lato o politica. In ogni caso, gli esseri svolazzanti alla Chagall davanti alla corazzata Potiomkin di Eisenstein, a colori primari contrastanti, s'allontana da Venezia. Avendo rifiutato il giuramento fascista, Attilio Polato, che negli anni 30 dipingeva la donna in rosa, bella e malinconica, nell'aura d'ovatta bianca, perse la cattedra all'Accademia Veneziana per finire maestro elementare a Valdagno. Isolato, lontano dai centri di diffusione dell'arte internazionale, continuò il suo cammino in cerca della luce che portava nel cuore e nella mente, adeguandola all'ambiente semplice di pascoli sotto cieli larghi, quanto il mare, attraversati da ambulanti che al tramonto s'arrestano ad ammirare la bellezza della solitudine nell'intimo colloquio tra uomo e natura, un cordone ombelicale che ignora i giuramenti dei deboli di spirito. Alla Biennale, finiti i ludi duceschi, presentò la pettinatrice. S'avverte una curiosità espressiva nuova, una moderata adesione ai tempi moderni che nei paesaggi si manifesta nel comprimersi ed espandersi dei borghi, un mantice di movimento in libertà. A Vicenza, nei radiosi anni 60, ritrova il sole di giugno, le giornate trasparenti, il vociare garulo delle giovani donne sotto gli ombrelloni, fiori maturi, che gonfi di parole aeree s'elevano quali vele. E il pettegolezzo tocca corde segrete, santa pazienza, alza gli occhi al cielo e si aureola. Quasi presagisse l'arrivo di una vespa motorizzata a concludere la sua vita nel quartiere di San Marco, le coincidenze dei nomi non sono mai casuali, s'apprestò a dipingere il caffè, telero trasognante, fotogramma di un memento. Le figure in primo piano ci guardano pietosamente. Noi siamo dietro loro, a spalle girate, a spiegare il come, il perché, ciechi alla verità luminosa come una pelle di donna nuda. La vita dura il tempo d'una nota. Le colombe nel cappello sono illusione, trastulli da baraccone, per chi ha perso i sensi, per apprezzare il bello, la gioia di vivere danzando, il vortice rigenerante della seduzione.
colore, movimento, riflessi da specchi interiori, pittura veneziana nella migliore tradizione. A Venezia, discepolo di vedova, si formò Miraldo Beghini, senza invaghirsi dell'agitato mare in bianco e nero del maestro. Invece, con vigore riprese la lezione incompiuta di Polato, i cui quadri mai esauriscono nella tela un tema, restano aperti con ampie campiture libere perché il dialogo con chi vuol guardarli si apra. Beghini, libero dall'orror vacui, esibisce corpi in voluttuosa rinascita, prostrati dalla quotidianità, dal peso di vivere, sergono femmine flessuose, fluenti, leggere nello slancio. Più che resurrezione, Lazzaro ci perdoni, eppure Maria, è un'assunzione della gioventù, l'ascendere di vita che nella luce sfuma sino a svanire. Ed i colori metamorfizzano dal grigio verde al celeste per esplodere nell'arancione. Doppio movimento di colore e di corpo. L'opera fu commissionata dall'editore Neri Pozza, a sua volta pittore di tetti sulla città. Era destinata all'altare della tomba di famiglia. Voleva un compianto felice, senza retorica sepolcrale, vitale piuttosto, proserpina, che a primavera risorge. Beghini si ispira alla natura marina, ondulata, mossa con forza, incontenibile, avvolgente. Immagini difficili da memorizzare, come lo è per Venezia, la città invisibili dai 100 nomi di Italo Calvino, una laguna apparentemente serenissima, da cui partirono vascelli di marinai che per primi conquistarono Costantinopoli. Persepoli è il titolo della lotta per la gloria, non di titani, giganti, ma di uomini. Un quadro figurativo di immediata lettura che prelude all'astrazione di muscoli, arti in tensione, bacini contratti, frammenti di movimenti, di lotte, d'abbracci. Opere dialoganti, aperte al pubblico, consapevole di una continuità secolare di colori e armonie autenticamente a noi care. La chiesa del santo protettore cittadino San Vincenzo, affacciata sulla piazza Palladiana, cela la prova del passaggio di consegne da Polato a Beghini. Un affresco double face di Attilio Polato. Quello sopra l'altare dal cromatismo e carnalità rubensiana, l'altro nella navatella. Il corpo del santo si smaterializza, una corona angelica si manifesta in un rotante abbraccio ascendente verso il luogo in cui il tutto sfuma nell'energia prima, la luce.